Nei secoli vivrà eternamente l'atroce ricordo di abominevoli peccati, di orrendi delitti, di desideri impuri e sacrilegi. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Allora non siete un monaco vero? Come non sono un monaco vero? Lei guardi sulla guida monaci e vedrà che mi trova. Satanasso, scappa via quando io passo. Se io passo e non vai via, maledetto sei malattia. Andiamo via, su! Su quelle mani! Ma si permette di mettere un santo monaco nell'esercizio delle sue funzioni? Nessuno può entrare nel castello! E chi lo dice? Lo diciamo noi! E voi chi siete? Siamo i bravi! Ha detto che sono bravi. Ah sì? E perché noi siamo fessi, forse? Insomma, Il monaco di Monza, impostore o fanatico, vittima di turpi macchinazioni o zelante animatore di balletti neri. Che succede mai in questo luogo di perdizione? Basta! Dove lo senti il cuore? A destra? Qui. Animale, a destra. Perché? Il cuore sta a sinistra. È mancina. Ma che mancina? Anatomicamente il cuore sta a sinistra. Vai! Di mortacci tua! Però quando si accorse che questo frate non era un frate vero, lo fece murare vivo. Erano tempi di spaventosi peccati e spaventose punizioni, tempi in cui ogni sotterraneo custodiva cadaveri più o meno stagionati. Quanto è brutto! Non lo posso guardare, non lo posso guardare, ma fa senso. Aiuto! Il monaco di Monza, coscienze colpevoli e cosce ammirevoli, seni irrequieti e senili conati. Mi solletica. Oddio, che c'ho? No! Non avete la voglia. Non ho la voglia. Ma lei scherza? Io la voglia ce l'ho. Ma non sul collo. Oh, sul collo o altrove, sempre voglia, sempre voglioso sono. Ecco, celebramus questo matrimonio. E che Dios ce l'amantis buonam. Liberamus Domini. Vuoi prendere tu per legittima sposa Donna Fiorenza qui presente dei Marchesi del Giglio? Sì. E un'altra volta lo dici. Ma la vuoi smettere? Allora sposa la tua e buonanotte. Silenzio, pace, meditazione, solitudine. Questa era la regola del monaco di Monza, regola che dovette subire non poche eccezioni. Eccellenza, la marchesa vuole il cappuccino. Oh, perché ci siamo? Un cappuccino anche a me. Non cappuccino, ma monaco macchiato, topo d'alcova e consolatore di castellane stanche. Aveva ragione quel contadino che mi ha detto che al castello c'era una marchesa buona. Il monaco di Monza, un western a sfondo mistico, una discesa negli abissi dell'anima, un confronto approfondito, convincente e persuasivo fra le forze del bene e quelle del male. Un film dalla carica umana travolgente. Il monaco di Monza, un delicato elogio della vita contemplativa e della non violenza. Posso salvarti dalla vergogna e dal disonore. A quale prezzo? Sposandoti. Mai! Mo si carognamo. Tra marchesi decaduti e nobildonne irate, il monaco di Monza, un uomo torturato dai più gravi, intimi, segreti casi di coscienza. Va bene, io vado, la confesso, torno e riferisco. Riferite a chi? A lei? È il segreto della confessione. Ma che segreto, noi siamo gente chiara, facciamo tutta la luce del giorno. Il monaco di Monza.